Ok. Ben trovati cari amici del rugby, cari telespettatori del canale YouTube del Verona Rugby per questo match del campionato di Serie A Girone B tra il Verona Rugby e il Borsari Badia 1981 che si sfidano qui sul prato del Panini Center in questo bel pomeriggio di sole con appena un po' di aria fresca per questo incontro che vede le due formazioni affrontarsi di qui a qualche minuto agli ordini dell'arbitro il signor Paolo Acciari di Perugia, che sarà assistito dai giudici di linea Vianello e Garro, ambedue di Treviso. Andiamo a vedere le formazioni delle due squadre che devono ancora fare il loro ingresso in campo, hanno appena ultimato il riscaldamento. Il Badia schiera con il numero 15 all'estremo Massimiliano Pellegrini, alle ali con il 14 Lea Masiero e con l'11 Enrico Sartori, ai centri Rian Smith ed Elia Zampolli, in mediana con il 10 Keegan Joubert, con il 9 Nicolas Bordin, il numero 8 una vecchia conoscenza veronese Enrico Mario Liut, arrivato a rinforzare la compagine polesana, poi con il 7 Nicolò Chimera, con il 6 Andrea Milan, in seconda linea con il 5 Fabio Michelotto e Tommaso Bettarello con il 4, davanti un cambio dell'ultimo momento, si è infortunato nel riscaldamento Matteo Scolaro ed è stato sostituito da Tommaso Marra con il numero 25, il 2 Mattia Bonan, l'1 è Nicolò Bisan. In panchina pronti a subentrare in caso di necessità e di scelta con il 20 Alberto Baccini, con il 3 Nicola Colombo inserito appunto per l'infortunio di Matteo Scolaro, con il 17 Alberto Magro, Ciacbueca Cinedozzi e il 18, Jacopo Barbi con il 16, Facundo Della Mea 19, Nicolò Frattini con il 12, Tommaso Milani chiude la panchina con il numero 22, allenatore Joe Niekerk assistito da Vittorio Golfetti, tecnico specializzato in particolare nella mischia. E andiamo a vedere invece il 15 del Verona che schiera con il 15 appunto Mirko Belloni, con alle ali il 14 Edoardo Bonafè e con l'11 Matteo Sardo, ai centri Antonio Zanatta con il 13 e vice capitano Leonardo Quintieri con il 12, in mediana con il 10 Samuele Destro, con il 9 Mattia Di Tota, con il numero 8 Tommaso Tonetta, il 7 Giulio Nadali, con il 6 Mattia Zago, il capitano Antracite. In seconda linea Thomas Parolo e Giacomo Riedo, 5 e 4, Riedo tanti trascorsi nel Polesine, con il 3 poi Angelo Carones, il 2 Eugenio Bertucco, con il numero 1 Michelangelo Mistretta. Pronto a subentrare dalla panchina con il 16 Leonardo Bertucco, il 17 Davide Zorzetto, il 18 Lindo Attuala, 19 Antonio Pauletti, il 25 Riccardo Velisek, con il 21 Alessio Dabalà, 22 Franco Nastaro, 23 Edoardo Paiano. Oggi in panchina ci sarà Nicolò Badocchi in luogo di Zein Ansel, con l'allenatore di aiuto, di assistenza, che è Mattia Zappalorto. Gli arbitri li abbiamo già ricordati, Paolo Acciari da Perugia che sarà assistito dai giudici Vianello e Garro di Treviso. Ecco le due squadre che fanno il loro ingresso accompagnati dalle bambine e dai bambini del mini rugby. Oggi si è svolto un bel concentramento al mattino qui al Panini Center tra tante formazioni che hanno dato vita ad una bella mattinata di sport e di rugby. E ora spazio invece ai grandi, alla squadra Seniores, per questa partita che sta per andare a incominciare. Andiamo a vedere un attimo la situazione di classifica delle squadre, con Verona che è al quinto posto con 40 punti, Badia invece all'ottavo con 21, ancora alle prese con la lotta per la salvezza. All'11° posto la Policella a 15 punti, al 10° Romagna a 18, al 9° Casale con 20, poi appunto il Badia con 21, poi più su Paese con 31, Patavium con 32, Verona 40, poi Valsugana 43, Petrarca 46, Tarvisum 50 e Vicenza 62. Ecco che va a cominciare il match con un calcio d'inizio da Verona che attaccherà da destra verso sinistra, in questo caso Badia che va a recuperare ora l'ovale con qualche difficoltà. Mediano di mischia Nicolas Bordin sta cercando di recuperare, va quindi ad assisterlo Keegan Joubert che ora scarica all'esterno. Verona che con le guardie tiene controllato il gioco del Badia, che ora probabilmente dovrà usare il piede
con il mediano Nicolas Bordin, ed è così. Calcia un destro abbastanza profondo che viene catturato da Mirko Belloni, il quale a sua volta alza un up and under che arriva poco fuori da linea dei 22, ben afferrato da Kikan Joubert, che con 2 finte mette fuori causa i primi placatori veronesi. Bella azione di Joubert che consente ora a Badia di ripartire. Nel frattempo qualche scaramuccia tra Zanatta e Mattia Bonan, niente di che. Nel frattempo per linee verticali Badia prova a fissare il punto, poi apre il gioco, ecco Joubert che allarga, si distende il Badia e poi sceglie un calcio breve che viene recuperato dal mediano antracite Mattia Di Totta. Accorrono un po' troppo velocemente e con troppa foga i giocatori biancoazzurri, vanno a chiudere con le braccia sul punto d'incontro, perdono l'appoggio e l'arbitro li penalizza con il primo penalty della giornata, calcio di punizione che Verona sfrutta per guadagnare campo e affacciarsi all'interno della linea dei 22, dove andrà a lanciare Eugenio Gigi per tutti Bertucco, tallonatore, mentre il fratello Pilone è in panchina. Eugenio classe 2001, uno dei tanti giovani della cantera veronese, oggi è una formazione davvero giovanissima, in cui mancano il capitano Michele Mortali e la terzina Alessandro Rossi. Bel tifo nel frattempo sugli spalti delle anche famiglie che hanno seguito il concentramento del mini rugby. Verona che prova a attaccare nel frattempo dentro i 22, Badia che risponde, Verona poi che deve riposizionarsi. Riprova ancora con le cariche degli avanti, sempre nel senso, con adesso Parolo che prova a disincagliarsi ma viene placcato bene, riesce a qualche modo a metterlo a disposizione Samuele Destro che manda Zanatta, che serve un facile passaggio per la meta di Verona, che viene siglata da Edoardo Bonafè. Veramente gliel'ha servito questo vale su un vassoio, su un piatto d'argento. Bravo Zanatta a leggere l'intervallo. È stata un po' ingannata la difesa bianco-celeste da alcuni giocatori che sono andati a vuoto nell'attacco veronese e quindi ne ha approfittato l'attacco scaligero per liberare Bonafè proprio nel corner, nell'ala. Nel frattempo tra il pubblico qualcuno si lamenta per le scelte di Acciari, avrebbe voluto che fosse riconosciuto una sorta di velo. In effetti un giocatore della linea appena esterno è salito, Samuele Destro ha scelto di passare dietro con un passaggio back, Zanatta ha trovato l'intervallo e ha liberato Edoardo Bonafè, che ha semplicemente schiacciato senza provare ad accentrarsi, quindi trasformazione ora difficile per Samuele Destro quando siamo solo al 4° minuto. Calcio discretamente indirizzato ma troppo stretto il calcio di Samuele Destro, giovanissimo mediano di apertura veronese, classe 2004. Quindi andiamo adesso a registrare questa marcatura che sblocca il risultato. 0-5. Vediamo come Badia saprà rispondere. Badia caccia di punti per migliorare la propria situazione di classifica. Verona che ambisce ad arrivare sul podio del torneo. Samuele Destro ora scarica un destro basso di rimbalzella che finisce però in qualche modo a tagliare la rimessa laterale tra i 22 e la linea dei 10, e possibilità ora per Badia di armare l'attacco. Sceglie una formazione, uno schieramento ridotto, rimessa laterale, sembra a 5. Vediamo Mattia Bonan, classe 2002, pronto al lancio centrale che proviene intercettato da Riedo, e Verona quindi ruba la touche. Subito Destro spedisce un calcio profondo, viene controllato però da Badia, che ritorna col piede con l'estremo Massimiliano Pellegrini. Ancora Destro ad usare il piede, viene controllato il rimbalzo da Badia, che adesso prova invece ad attaccare dritto per dritto
arrivando sulla linea centrale del campo, riesce a rompere il placcaggio, mettere Valle a disposizione, sceglie il lato chiuso e poi un calcetto a liberare un po' troppo lungo che finisce nelle mani, ci sembra, di Matteo Sardo, che prova subito un riciclo che sfugge, lascia correre l'arbitro per la regola del vantaggio, gioca con un vantaggio light Badia, che muove bene l'ovale, bel passaggio, bel passamano ora per Bonan, Badia che alza il ritmo e vediamo, prova ad andare dritto per dritto Andrea Milan e guadagna un calcio di punizione, placcaggio che non se ne va, che rimane lì a inchiodare, e ci sembra Jack Riedo, il responsabile del fallo, è rimasto a, come dire, trattenere il placcato, e quindi Badia che con ora Kylian Joubert va a guadagnarsi una rimessa a 5 metri e quindi a poter sfruttare una bella opportunità per subito restituire la meta subita. Al terzo minuto, siamo al sesto, quindi opportunità per Badia per impattare e superare eventualmente con la trasformazione il risultato. Ha avuto una buona accelerazione di ritmo la formazione polesana. Vediamo ora il lancio recuperato, mi sembra, da Liut. Verona che prova a resistere sul prima spinta, poi prova a riposizionarsi. Vediamo l'arbitro che fa giocare Badia, che lentamente prosegue, guadagna un altro calcio di punizione. Badia che avanza con il suo drive, gioca con il cuscino del vantaggio la formazione bianco-celeste, e ora l'arbitro va a richiamare il capitano, anzi il vice capitano Quintieri e poi il capitano Zago. Aveva cominciato bene Verona la controspinta, aveva bloccato sul nascere l'avanzata del drive polesano, poi si è ben organizzato il pack bianco-celeste, allenato da Vittorio Golfetti, che è assistant coach di Joe Van Niekerk. Badia che sceglie di giocare un po' come ai vecchi tempi, attaccando dritto per dritto con Mattia Bonan, con coraggio, mettere Valle a disposizione, poi Liut a cercare un varco, insiste ancora, siamo dentro a 5 metri, pochi metri dalla linea di meta. Badia che ancora salta con gli avanti, cerca un grande slancio, pronto Michelotto a ricevere, prova a usare i suoi chili, i suoi centimetri. Verona che respinge per il momento l'assalto, ma siamo veramente a 2 metri dalla linea di meta. Badia che insiste ancora con la Valle a disposizione, vediamo sceglierà di aprire il gioco Bourdin, poi alla fine invece decide ancora di ripartire con Bettarello che va ad assistere Badia, che guadagna qualche centimetro, si avvicina alla linea di meta, poi crolla il raggruppamento e questa volta sceglie la palla fuori. La bella finta di Joubert che però viene placcato prima da destro e poi da Giulio Nadali, che ancora va a placcare, mette le mani però sul terreno, vede il segno chiarissimo. Mattia Zago non ce l'ha fatta a trattenersi, è andato al di là e ha messo le mani per terra. Badia allora che può insistere ancora ad attaccare, ruba la palla, ma poi si torna sul punto dell'infrazione precedente con appunto Mattia Zago, che era andato bene a placcare ma non è riuscito a rimanere sugli appoggi, ha appoggiato le mani sul prato come ha mimato in maniera molto chiara l'arbitro Paolo Acciari di Perugia, e quindi Badia che ha di nuovo la possibilità di attaccare. Vediamo che Mattia Bonan e poi con la seconda linea Michelotto vanno a chiedere spiegazioni, e l'idea è quella probabilmente ancora di ripartire. Ecco la carica, Verona che attende, poi palla fuori per Liut che cambia angolo, va all'interno, arriva veramente a pochi centimetri, ancora resiste Verona, ma Badia è davvero vicinissima alla linea di meta. Ora un passaggio ampio e vediamo che ci sembra avere ancora un vantaggio a disposizione. Badia è stato placcato Ian Smith, ma può insistere ancora sul lato chiuso, una bella finta, ma perde poi il pallone e vediamo che l'arbitro richiama ferma il gioco. Probabilmente si andrà a verificare una situazione segnalata dal giudice di linea, non sappiamo dirvi se Vianello o Garro. Potrebbe anche esserci un cartellino che in arrivo per Verona, che ha il quarto fallo consecutivo
Mattia Zago viene richiamato, ci sembra che mette la mano in tasca l'arbitro, ed è Eugenio Bertucco che viene punito con il cartellino giallo in questa situazione, quando siamo al 10° minuto. Giallo per Bertucco. Non è riuscita Verona a difendere regolarmente il furioso assalto del Badia, ha commesso diversi falli ripetuti e alla fine l'arbitro ha estratto anche il giallo per sanzionare il talonatore veronese, che finisce sulla panca dei puniti per 10 minuti, e ora Badia ha una carta in più per attaccare con il pacchetto. Importante però il lancio, va sul primo blocco in sicurezza, poi prova a organizzare la spinta, si butta dentro anche la terza linea che era rimasta fuori. Andrea Milan, Badia che avanza un po' alla volta, arriva vicino e ce la fa. Liut ci sembra proprio ad allungarsi e a schiacciare l'ovale al di là della linea di meta, e Badia che meritatamente ottiene il premio della segnatura con tutto il, anzi scusate, il numero 6 Andrea Milan, classe 98, che ha siglato per la formazione polesana. Quindi quando siamo all'11° minuto, meta numero 6 Milan, in attesa della conversione, del tentativo di conversione del numero 15 Massimiliano Pellegrini. Ok, sta concentrando. Impatta male però il pallone, un po' storto e corto, e quindi parità tra le due formazioni, 5 pari, con Verona che ha difeso con animosità, ma commettendo alcuni falli sia con il pacchetto che con la salita troppo veloce o nella contesa dell'ovale, e quindi Badia che ha pareggiato la meta iniziale di Bonafè, quindi punteggio di perfetta parità, 5-5 quando siamo entrati nel 12° minuto di questo match. Destro che alza una palla catturata da Michelotto, inseguito da Riedo, ma c'è stata una partenza anticipata, ci sembra, di Mattia Di Tota, che non ha aspettato il tempo giusto per cominciare la salita, la pressione. Se ne è avveduto l'arbitro Acciari, e quindi in prima mischia della partita. Vediamo, si sfidano quindi le prime linee con Marra, Bonan e Bijan per Badia. Da tempo ci sembra ci sia già bisogno di un cambio temporaneo, perché manca appunto il allenatore che è fuori per un giallo, e quindi entra Zorzetto, istruzione temporanea, a prendere il posto di Eugenio Bertucco e a mettersi tra Mistretta e Carones in prima linea. Ovviamente sarà uscito una terza linea, ci sembra che sia uscito Tonetta per dare modo di disputare questa mischia proprio sulla linea centrale del campo. Introduzione, Verona che avanza ma in qualche modo ce la fa Liut a uscire col pallone, poi un calcio però troppo lungo, non controllato bene da Keegan Joubert, classe 2000, che ha mandato a tagliare direttamente la rimessa laterale, linea laterale, senza far rimbalzare l'ovale sul terreno, e quindi si riprenderà con un lancio in touche affidato al subentrato Zorzetto per il line out veronese, che vediamo tiene una struttura, ci sembra, a 5 giocatori, 6 in questo momento, 5. Vediamo il lancio centrale ben afferrato da Thomas Parolo, che poi prova ad avviare un drive. Badia che deve retrocedere, poi crolla
il raggruppamento, e Verona ottiene un calcio di punizione proprio per questo crollo. Prova a cambiare nel frattempo Quintieri, a esplorare il lato cieco, trequarti centro veronese, scorso anno a Viadana, ma non riesce a trovare un varco nella difesa biancoceleste. Il gioco si affossa, l'arbitro torna sul punto dell'infrazione e mima il gesto del fallo commesso dalla mischia del Badia di aver trascinato a terra il portatore, e quindi Samuele Destro che può andare a trovare una rimessa laterale appena dopo la linea dei 22 metri, siamo a circa 20 metri, non riesce ad angolare maggiormente il calcio, quindi difficile pensare che una soluzione di drive possa portare Verona direttamente in meta, ma andiamo a vedere come gioca. Tra l'altro Verona gioca con un uomo in meno in mischia, vediamo se deciderà di rivedere il gioco, ma innanzitutto c'è la contesa per la palla. Bene Parolo, sempre molto bravo e abile in questa fase di conquista, questa fase statica. Verona che prova a iniziare una spinta, prova ad avanzare, poi si sgancia, rimane isolato Zorzetto, palla fuori, prova Carones, anzi ci sembra, ad andare all'assalto, tenuto alto, pallone che esplode ma viene recuperato, gioca con un vantaggio light Verona. Destro veloce per Quintieri, palla fuori per Sardo che riesce a fare strada, Verona che si avvicina ai 10 metri e poi un calcio di punizione. Un po' fallose le squadre in questo avvio di partita. Prima era stata Verona a compiere falli ripetuti nell'area dei 22, ora invece Badia che ancora una volta viene punita dall'arbitro, e Verona questa volta può andare rimessa laterale a solo 5 metri. Si consultano gli avanti, Nicolò Badocchi in panchina, stratega della Touche in campo, e Thomas Parolo solitamente a decidere le tattiche di lancio. Sempre ci sembra formazione ridocca, è un po' bassa ma ce la fa Parolo a recuperarla, posta il drive, ma buona la risposta di Badia che spinge e sospinge indietro Verona che non riesce ad avanzare, palla quindi a terra, Verona che deve provare a ripartire attorno al pacchetto. Carones isolato, va Quintieri ad aiutarlo, palla fuori, Giacriedo abbassa la testa, allunga le braccia dietro ma viene ingabbiato, arriva un po' in ritardo il sostegno di Zorzetto e di Mistretta. Buona qui la difesa di Badia che sventa il pericolo, Verona che rimane a secco, non sfrutta la lancia a 5 metri, e Badia può rilanciare con quel calcio di punizione prezioso conquistato dalla sua difesa. Stiamo avvicinando alla conclusione del primo quarto di gioco, piuttosto equilibrato, partito bene subito forte Verona trovando la meta, ha reagito subito Badia e trovando il pareggio dopo una decina di minuti di insistito attacco nella linea dei 22 ha provato subito ora la risposta a Verona pur in inferiorità numerica, è arrivato vicino ma si è difesa molto bene, con ordine Badia, commettendo un paio di falli in qualche modo utili ad arginare gli assalti veronesi e poi a ottenere un prezioso tenuto che ora porta il gioco alla linea di 10 metri, lancio sbagliato, in qualche modo ce la fa Zorzetto a recuperarlo e Verona che quindi può attaccare, cade l'ovale e ingenuità, veramente ingenuità, palla cade a Carones e Tonetta va a prenderla al di là che era in avanti e ottiene un bel calcio di punizione contro. E d'altronde sono ragazzi anche veramente molto giovani quelli veronesi e quindi ci sta anche qualche fallo. Pensate che Mirko Belloni è un 2004 come anche Destro, del 2003 Angelo Carones, del 2004 anche Tommaso Tonetta, e poi ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6 del 2000, oltre il 2000, 2002, 2001, 2000, quindi squadra davvero giovanissima e ci sta, insomma, qualche errore. Questi ragazzi che crescono nell'Academy del Verona Rugby
Ancora uno sbaglio, però questa volta però sfugge l'ovale ancora a Zorzetto, che non si capacita di avere per la seconda volta l'opportunità di rubare il lancio, ma si fa sfuggire l'ovale e quindi si riprenderà con una mischia. E d'altronde le lunghe leve di Parolo e Riedo, che stanno a guardia dei primi due blocchi di salto, hanno portato il trainatore di Badia a cercare il terzo blocco, ma per due volte è andata un po' troppo lungo il lancio. È sfuggito l'ovale a Zorzetto, che era appunto l'ultimo dell'allineamento antracite, e quindi si riprenderà con una mischia, la seconda mischia del match, la prima vinta da Badia sulla sua introduzione con leggero arretramento, ma con i Liut, con la sua esperienza, la sua abilità, ha recuperato l'ovale. Vediamo come andrà questa nuova mischia, anche se Verona ha ci sembra un giocatore in meno, mischia a 7 per Verona, perché per dare modo a Zorzetto di entrare era uscito prima Giulio Nadali con il 7. Vediamo che c'è però un calcio, buona l'azione del pacchetto veronese, stanno crescendo i ragazzi davanti. Vediamo se nel frattempo è anche, sì, forse è il tempo del rientro. Sì, rientra Bertucco, quindi Zorzetto esce, quindi Bertucco rientra con il numero 2 dopo la penalità scontata, esce Zorzetto. Buon lavoro in questa ultima mischia per il trainatore veronese. Verona che quindi ritorna in possesso dell'ovale e va a poter effettuare un lancio in rimessa laterale nella metà campo della formazione biancoceleste anellata da Joe Van Niekerk, che ha avuto un inizio difficile di campionato, poi pian piano è cresciuta e ora è uscita dalla zona più problematica della classifica, ma sempre zona ancora difficile, quindi molto importante far punti per la formazione rodigina. Campionato un po' chiaroscurale che per Verona, con alcune bellissime prestazioni, altre invece delusioni, che lo vedono ora al quinto posto, ma cercare di arrivare ora qui. Una buona azione al largo, Mirko Belloni che prova a valorizzare il suggerimento di Quintieri, di Toda, destro, sale molto bene la difesa del Badia, ce la fanno a sostenere il Tota, che deve un po' correre, sale la difesa del Badia, fa fatica Verona che ha perso una quindicina di metri. Vediamo se Verona deciderà di usare il piede. Una scritta rovesciata molto buona di Badia, e così di Tota che alza un calcio, accorre l'estremo Pellegrini che viene placcato e anche non riesce a liberarsi dell'ovale, quindi buona in questo caso la difesa di Verona. Ci passa di Mattia Zago, che è andato a mettere la mano sull'ovale tenuto da Massimiliano Pellegrini, e Verona che vuole provare a cercare i pali con il suo numero 10 Samuele Destro. Lara Visonà, massaggiatrice, che va a portare il conetto al giovane Emiliano di apertura veronese, nella rosa della nazionale Under 18, diverse selezioni, diverse presenze anche con la maglia azzurra per il giovane 10, cresciuto fin da bambino nel rugby veronese, prima nel Cus Verona e poi nel Verona Rugby, e qui lo vediamo misurarsi con questa prova balistica impegnativa, che siamo proprio sulla linea dei 10 metri, una quarantina buona di metri, anche se la posizione è abbastanza centrale. Calcio teso e ci sembra ben riuscito, bravo Samuele Destro, bel calcio preciso, teso, potente, che porta nuovamente, seppure di una incollatura, al 23esimo Verona avanti, quindi 8-5 quando siamo al 23esimo. E Badia che riparte ora lungo e riesce a recuperare in qualche modo Edoardo Bonafè l'ovale,
lo mette a disposizione di Tota, si stacca anche Tonetta, Carones spinge sulla spalla a sinistra, punto di incontro per facilitare l'uscita, Destro che si mette a 0 dietro, vediamo se Di Tota proverà a usare il piede o a scaricare sul mediano di apertura, decide di andare lui, alza un open under molto alto su cui corrono Bonafè, era buono il timing di Pellegrini ma si è fatto sfuggire l'ovale, Verona quindi in avanti con Di Tota che ricalcia nella parte cieca del campo, pallone che sta per uscire ed esce, grande veramente intuizione al piedi di Mattia Di Tota complementato da Antonio Zanatta. Vediamo se siamo dentro il 50-22, non ho visto bene a dire la verità, forse sì, esattamente, il calcio di partenza era appunto al di qua della metà campo e quindi conquista anche il diritto al lancio Verona, quindi davvero preziosa l'intuizione al piede del mediano veronese Mattia Di Tota, che con un calcio in semirovesciata di destro è riuscito a far rimbalzare l'ovale fino a pochi metri dalla linea di meta. E ora lancio per Verona, catturato da Tonetta, subito Verona che prova a impostare il drive che ci sembra questa volta ben avviato, guadagna qualche metro, poi però si ferma l'azione, si riorganizza Badia, ci vuole ora calma, Verona che sta attaccando anche con i tre quarti dentro al raggruppamento, un po' un tutti contro tutti, Verona che avanza, conquista un calcio di punizione e arriva anche la meta. Nel mucchio ora non riusciamo a vedere chi sia l'autore, vediamo se l'ultimo che si alza è il capitano Mattia Zago, che viene complementato dai compagni. Verona che ha sfruttato molto bene questa invenzione del suo mediano di mischia, Mattia Di Tota, e al 25esimo va a segnare la seconda meta con Zago. Si è mosso molto bene subito il drive da Mattia Zago, complementato da Niccolo Badocchi, a lungo giocatore del CUS Verona prima, e poi in realtà esperienze importanti a Badia e a Rovigo, in top 10 per molti anni, e ora guida della touche veronese. Vediamo intanto Samuele Destro che centra i pali e quindi altri 7 punti, Verona che firma il primo strappo del match portandosi sul 15-5 al 26esimo. Ora Badia dovrà reagire per evitare che questa forbice nel punteggio si allarghi. Verona quindi che prima con il calcio di destro e poi con la meta di Zago trasformata da destro ha rotto andata oltre il break. Nel frattempo necessità per il tre quarti centro Antonio Zanatta di sistemarsi la lente a contatto. Eccolo qui, formazione trevigiana per il centro da 2 anni con la maglia veronese. Antonio Zanatta, classe 98, molto promettente. Nadali per Belloni che sceglie un calcio di rimbalzo però controllato da Pellegrini, che apre per Liut, a cui però sfugge clamorosamente l'ovale. Allora Verona può insistere, volano Caschetti nel frattempo, calcio profondo di Quintieri e poi ancora Pellegrini che questa volta può liberamente armare il suo destro. Quintieri che scarica per destro, che studia la situazione e poi sceglie ancora un calcio che va a metà del campo, catturato da Liut che studia la situazione e decide poi di scaricare per l'apertura Keegan Joubert. Buono il calcio che va a oltrepassare la linea di metà campo, quindi in questa battaglia balistica esce bene Badia. Nell'incursione precedente era sfuggito il vale a Liut, giocatore terza linea che ha linee di corsa sempre molto particolari. Nel frattempo ci pare ci sia un problema per Thomas Parolo, sappiamo se temporaneo o definitivo, e al suo posto deve entrare con il numero 19 Tony Pauletti, espertissimo
espertissimo, terza e seconda linea, cresciuto da ragazzo nel Treviso e poi da moltissimi anni a Verona. Tony Pauletti, classe 87. Però Verona perde una bella torre. Ci pensa Nadali però a recuperare questa touche, e allora può avanzare Verona con un loop per destro. Belloni che arma il calcio di Bonafè, che se ne va. Bravissimo però Pellegrini con la francesina a fermarlo. Bellissima azione, davvero era stata abile Verona a muovere l'ovale con la linea veloce. Questi attacchi costruiti in allenamento da Mattia Zappalorto, e era riuscito Mirko Belloni a liberare l'ala Bonafè, che con un cambio di passo e un decalage era riuscito a sfruttare lo spazio laterale, ma proprio all'ultimo istante Massimiliano Pellegrini è riuscito ad allungare la mano, toccare la caviglia, la classica francesina che ha fatto perdere l'equilibrio a Edoardo Bonafè, alla veronese, autore della prima marcatura. E quindi Badia che riesce ora a uscire, anzi ad avanzare molto bene ora da questa fase. Poi Verona che si riorganizza, aveva provato a fare andare via il giocatore, e calcio di punizione ora per Badia. Riedo non era in posizione corretta. Badia che ora attacca, passaggio un po' difficile, in qualche modo è riuscito Ian Smith a recuperarlo, poi un po' di pasticci, palle in avanti, gioco confuso, lascia correre l'arbitro perché Di Totta ha impostato un contrattacco, mette la palla a disposizione. Verona prova ad attaccare allora con Tonetta, destro, che va in cerca di intercetti, sfugge però la palla a Liut, e Zago sai cosa c'è? Dice che io calcio un pedatone dall'altra parte, vediamo che succede. Succede che va quasi fuori, ma ce la fa questa volta Joubert a controllare e ad andare lui rimesso laterale, però un po' stretto di angolo, e Verona guadagna quindi un calcio, anzi scusate, una rimessa laterale in mezzo ai 22. Verona, azione piuttosto confusi, gioco rotto, due squadre che stanno giocando a viso aperto con grande slancio, però anche rischiando molto. Avete visto il passaggio a scavalcare di destro che è stato sfiorato dagli Ut, e poi Zago ha scagliato un calcione profondo che ha costretto Joubert a rifugiarsi in rimessa laterale con un angolo stretto, e quindi Verona che può usufruire di un lancio abbastanza ravvicinato. Ci sembra nel frattempo definitivo il cambio per Parolo. Siamo arrivati nel frattempo alla mezz'ora, scoccata proprio ora, 30° della partita. Punteggio Verona 15, Badia 5, 5-0, 5-5, 8-5, 15-5 l'andamento. 2 mete per Verona con Bonafè e Zago, una meta con Milan per Badia, e poi i punti di piede di Verona per destro. Si allunga bene Giulio Nadali a recuperare la palla. Verona che prova a impostare il drive e ad avanzare, e poi però c'è un'imprecisione. Sì, non si è mosso bene forse Tony Pauletti, in ogni caso mischia per Badia, che quindi esce da questo pericolo e ora va a cercare l'ovale per uscire dalla zona rossa. Pronto all'introduzione il mediano Nicolas Bordin, classe 2001, pronto all'introduzione. Mischie però che crollano, e Verona che sembra ancora esercitare la supremazia in questa fase statica, soffre, allarga le braccia Tommaso Marra, dice ma come? L'arbitro mima ancora il gesto, no, ci hai tirato giù, e quindi Verona può scagliare il lancio in rimessa laterale a 5 metri e avere un'altra opportunità. Prima era stato bravo a salire in alto Giulio Nadali col numero 7 a recuperare l'ovale, poi meno Verona a impostare efficacemente il drive. Vediamo ora quale blocco sceglie Verona, una specie di furba con pallone però che scappa via e mischia per Badia. Ha cercato di sorprendere
con una sorta di rimessa diretta su Riedo, il quale però non è riuscito a controllare l'ovale, gli è rimbalzato tra le mani e le gambe ed è finito fuori. Si va sulla linea di 15 per una mischia, quindi Badia ha un'altra opportunità per uscire dalla situazione di difficoltà, di pressione. Vediamo ancora le prime linee con Marra, Bonan e Bisan contrapposte a Mistretta, Bertucco e Carones. Verona che avanza, ma ce la fa Liut a uscire bene questa volta. Buon placcaggio di Tota su Joubert. Vale comunque a disposizione di Badia, che potrà liberare con il calcio, si è già postato dietro. Vediamo se ha sufficiente forza il pallone per uscire, ci sembra di sì. Quindi Badia che respinge l'attacco, Verona che rimane comunque nella metà campo polesana con un lancio poco fuori dai 22 metri. Ha cercato la sorpresa Verona, anziché il lancio nel blocco centrale o nel terzo, non ha funzionato. Quindi Badia ha allontanato la minaccia più pressante e quindi si riparte qui poco fuori dai 22 metri. Questa volta sceglie di usare il Quintieri, che va a usare il suo fisico per ritornare verso la fonte del gioco. Spinge Verona, spinge per andare fino alle 22, provano a tenerlo alto, potrebbe guadagnarsi anche un turnover, ma forse riesce ad andare a terra adesso Quintieri. Ovale quindi che esce per Verona. No, l'arbitro dice non si esce più, è ancora una mischia per Badia. Ha provato Quintieri a forzare, spingendo sulle gambe, usando il fisico poderoso per il tre quarti centro ligure da molti anni a Verona. Lo scorso anno una stagione a Viadana, condizionata e penalizzata però da un infortunio alla spalla che lo ha bloccato per molti mesi, e è rientrato nelle file antracite a dare il suo contributo in questo campionato. Qui ha provato a usare il fisico per tornare sulla sorgente di gioco, ma non è riuscito a liberare l'ovale in tempo. Mischia quindi per Badia. Carones che avanza, ma ce la fa Badia, ci sembra controllare l'ovale. Bravo Liut a uscire e poi a mandare Zampolli al contatto. Joubert dietro che attende l'ovale fiducioso, lo riceve, poi decide di aprire il gioco. Badia che prova a sorprendere Verona, calcio in mezzo al campo che viene recuperato ora da Bonafè, che cambia un po' di lati, poi alla fine si ritrova in mezzo al campo da solo. Buon varco sulla destra, Sardo evita il primo giocatore, vale a disposizione poi di Verona che può attaccare in mezzo al campo. Buona palla per Mistretta che ha un varco, rimane in piedi, accelera, è un buon pallone, troppo basso il passaggio di destro, e però c'è un calcio di punizione per Verona. Vediamo se destro decide di andare per i pali. Prima era più nella stessa posizione, qualche metro indietro, e Mattia Zago dice proviamo a mettere ancora un po' di punti in cascina quando mancano 5 minuti scarsi ormai alla fine di questo primo tempo. Ti visto il gesto dell'arbitro Acciari, quando è andato a contendere Badia è andata appunto a mettere le mani sul terreno di gioco. Allora opportunità per il piede di Samuele Destro, che ha fallito la prima trasformazione ma poi ha centrato un penalty e un'altra trasformazione, portando 5 punti al bottino antracite, e ora ha l'opportunità di allungare ancora quasi 3 punti. Calcio centrale da circa 35 metri. Buono l'impatto e ci sembra anche l'esecuzione molto bella. Bravo Samuele Destro, ancora una volta preciso a mettere altri 3 punti. Lo siamo al 36esimo e Verona che si porta sul 18-5. E Badia che ha questi ultimi minuti del primo tempo per recuperare, riportarsi sotto
sta giocando a viso aperto la formazione polesana, soffre un po' in mischia chiusa, ma nelle ultime situazioni è riuscita comunque a conquistare l'ovale. Nadali che riesce a liberare Di Tota a cercare il sostegno di destro, che riesce a spedire l'ovale direttamente, rimessa laterale all'altezza dei 10 metri. Riuscita abbastanza tranquilla di Verona. Bravo Giulio Nadali che sta emergendo bene in questo primo tempo, sia in rimessa laterale a sostituire Thomas Parolo, che ha dovuto lasciare il campo in luogo di Tony Pauletti, grande veterano veronese, ma anche Giulio Nadali nel gioco aperto, molto attivo, molto presente. Vediamo come va a giocare questa rimessa laterale a 5, molto stretto l'allineamento, che poi probabilmente si estenderà un po' come una fisarmonica. Ed ecco Bonan, vediamo che sceglie un lancio profondo, in qualche modo riesce a portarlo giù, quindi prova a impostare il drive con Bettarello che scarica per Bonan, palla per il mediano Bordin, prova ad alzare, è una buona azione questa con Nicolò Bisan schierato sui tre quarti, che va a far legna e a guadagnare il campo. Qui un pallone che schizza via, ma in qualche modo rimane nella disponibilità di Badia. Sergio un po' al limite, fa un po' fatica Bettarello a controllarlo, poi prova ad andare via sull'asse. Ancora Badia che ora prova a schiacciare sull'acceleratore, alzare il ritmo, sceglie la parte chiusa. Joubert, Di Tota a fermare l'avanzata, insiste ancora, ma poi si complica la vita a Badia nel sostegno. È stata buona l'azione di Badia, ma il sostegno è arrivato un po' troppo fuori controllo, è andato a distendersi oltre il compagno mettendo le mani sul prato, è arrivato il fischio di Acciari che ferma il primo tempo, che si chiude quindi sul punteggio di Verona 18, Badia 5. Al terzo meta di Bonafè per Verona non trasformata, all'11esimo meta di Milan anche se non trasformata per il 5 pari, poi al 23esimo un piazzato di destro per l'8-5, meta poi del capitano Zago trasformata da destro per il 15-5 e fine un piazzato al 37esimo di destro per il 18-5, con cui le due squadre vanno al riposo. E allora a risentirci tra qualche minuto qui dal Panini Center. The cable was too short, so it moves the camera a bit, so I just need to... I have to stay closer? No. I will make the cable longer, so you see it's too tangled up. Repeat your name to me. Luca. Luca. Italian name? Spelled... Oh, okay, Luca, it's okay.
abbiamo Rossi fuori ancora via precauzionale, si è allenato, non si è allenato martedì, si è allenato parolacce e basta. No, sei a 3 punti, domenica prossima c'è il Monza, che è difficile. Penso che gioca a Inter. Riprendiamo il collegamento qui da Verona per il match della 16ª giornata del campionato di Serie A Girone 2 tra Verona Rugby e Borsari Rugby Badia 1981. Il primo tempo si è chiuso sul punteggio di 18-5 per Verona e qui dal Pioneer Center vi stanno trasmettendo il nostro operatore Luke, poi Filippo Baldi, detto stampa del Verona Rugby, e al microfono Davide Adami. E vediamo questo secondo tempo che si pronuncia davvero interessante perché la partita è assolutamente aperta. Primo tempo piuttosto vivace, con Verona che è partito bene, poi subito la reazione di Badia che ha pareggiato, poi Verona che è un po' riuscito a guadagnare, diciamo, la superiorità territoriale e a portarsi su questo vantaggio, ma Badia ora prova a rovesciare il match con Liut, grande ex del match con le sue corse, sua forza, e ora spazio al largo per Badia con Sweet che arriva appena fuori dai 22. Badia è partito bene in questo secondo tempo, ora l'autore della meta Andrea Milan che viene placcato da Giulio Nadali con qualche difficoltà, poi se ne va, prova ad andarsene Nicolas Bordin, Mediano di Mischia, ancora Liut che usa il fisico, entra bene nei 22. Joubert, confusione, però calcio di punizione, era veramente una grande occasione per Verona perché praticamente non aveva nessuno di fronte a sé Matteo Sardo, ma si torna su un calcio di punizione precedente. Linea di difesa non corretta, è andato oltre l'ultimo piede, vediamo la rimessa laterale, presumibilmente Keegan Joubert, e così è un bel calcio a incrociare che arriva davvero appena fuori dai 5 metri e quindi ghiotta opportunità per Badia inizio di questo secondo tempo per riportarsi sotto nel punteggio. Vediamo come sceglierà il lancio numero 25 Tommaso Marra a fare il portaordini per il lancio di Mattia Bonan. Lancio lungo, terzo blocco, ce la fa Nicolò Chimera a portarla giù. Bella questa opportunità per Badia che ora ha un drive spalancato, e vediamo che l'arbitro sta già dando un vantaggio a Badia che quindi può attaccare con tranquillità, sceglie il lato chiuso. Joubert, ancora Verona scorretto, quindi Badia che gioca tranquilla e attacca ancora. Verona che prova a respingere indietro con Zago. Liut, volta placcato subito, ma fa sempre strada, e ancora Badia che può insistere. Una situazione molto simile a quella del primo tempo quando è arrivata la mercatura biancoceleste.
Vediamo ora, prova il mediano direttamente e poi si proietta e ce la fa con questo tuffo ad arrivare in meta. E Badia che va ad accorciare subito in questo inizio di secondo tempo. Davvero ottimo l'inizio della formazione biancoceleste, che reagisce nel modo migliore allo svantaggio del primo tempo, e con il numero 4 Tommaso Bettarello va a realizzare anche da posizione piuttosto agevole per la conversione. Quindi quando siamo al terzo minuto, meta di Bettarello. Non sappiamo se ci siano vincoli di parentela, ma è un nome che nel rugby italiano certamente il cognome dice qualcosa. Indimenticato Stefano Bettarello, grande di apertura del Rovigo della nazionale, piede fantastico. E l'omonimo è andato a marcare per il Badia, bella azione insistita. Ha picchiato con gli avanti fino a che non ha trovato il varco giusto, e ora Massimiliano Pellegrini alla conversione. Pallone che si alza bene, ma che ci sembra sfilare di lato. Manca l'occasione di tornare sotto break. 18-10. Non ce l'ha fatta Pellegrini a convertire, che sembrava una agevole trasformazione. Ha angolato un po' troppo verso sinistra il suo calcio. E quindi 5 i punti. Badia è scesa in campo davvero con un bellissimo spirito. Ha subito accorciato le distanze e ora partita assolutamente riaperta. 18-10. Mattia Samuele destro, calcia profondo, recupera Valle Badia che prova a uscire con Elia Zampolli, e poi una bellissima azione, ma c'è un passaggio in avanti, si arrabbia giustamente Mattia Bonan. Ma come, dice, purtroppo il passaggio era in avanti. E poi però ecco, queste sono le ingenuità che non devono essere commesse. Qualcuno poi si è lasciato sfuggire una parola di troppo, e quello che era una mischia si è trasformato in un calcio di punizione per Verona, che ora ha la possibilità di spostare la propria azione offensiva più vicino alla linea di meta biancoceleste. Infatti così destro, un bel calcio a incrociare, va a tagliare la rimessa laterale proprio nel cuore dei 22. Quindi Verona, che adesso ha questa piattaforma d'attacco. Nel frattempo è entrato Linda Tvala con il numero 19, anzi 18, scusate. Linda Tvala, solidissimo pilone sudafricano, seconda stagione veronese. Lancio per Giulio Nadali, buona la spinta di Badia. Verona che adesso prova a riorganizzarsi, prova a disassare e a spingere ora sul lato sinistro. Adesso prova dall'altro lato, avanza Verona, c'è un fallo un po' ingenuo, ingresso laterale, Verona che quindi può attaccare, e vediamo cosa deciderà, se destro, se andare per i pali e riportare a più 11 il distacco, oppure cercare il tentativo per il bersaglio grosso per ristabilire le distanze dopo la meta in apertura di ripresa della seconda linea. Tommaso Bettarello sceglie di andare ancora in rimessa laterale, però questa volta direttamente a 5 metri. Nel frattempo si alza il sole qui su Pennini Center, sono 15 gradi, davvero temperatura non diciamo ancora primaverile, ma certamente molto più leggera e gradevole. Vediamo nel frattempo questo lancio importante in mezzo, questa volta è Jack Riedo che riesce a mettere in qualche modo l'ovale dietro, e ora finisce nelle mani di Verona, che prova ad avanzare col drive, poi sceglie di uscire con Leo Quintieri che va a schiantarsi sulla linea veloce. Antracite, pallone poi ancora per Verona, destro Belloni, e bella azione con meta finale di Matteo Sardo, vero, azione da manuale di Verona,
che dopo aver insistito con la mischia ha fissato un punto di incontro con Leonardo Quintieri e poi via, azione veloce sul ritmo al largo con bel passaggio di destro e assist di Mirko Belloni per Matteo Sardo, classe 2002, che con un tuffo anche plastico pensato per il fotografo, forse Maurizio Boldrini, fotografo che segue il rugby veronese da tantissimi anni, a immortalare il tuffo con cui Verona risponde alla meta di apertura quando siamo all'8º, quindi al 48esimo, meta di Sardo, quindi le due ali veronesi, ambedue a segno, sia Edoardo Bonafè in apertura di match e ora in apertura di ripresa è Sardo ad andare a varcare la linea di meta, Matteo Sardo. Trasformazione impegnativa per Samuele Destro, oltretutto da questo lato in cui l'angolazione è un po' più complicata. Vediamo, si concentra il giovane mediano di apertura 2004. Ottima esecuzione, davvero molto bravo Samuele Destro, e quindi Verona che va sul 25-10. A rimettere 15 punti di distacco. Quindi Badia che deve ricominciare a riannodare il filo della propria offensiva. Vediamo quale lato sceglie. Viene calcio lungo, Sardo per Destro che calcia bene, ovale che esce dopo la linea dei 10 metri, anzi esattamente all'altezza della linea dei 10 metri. Stavo vedendo se nel Badia fosse subentrato qualche altro giocatore, vediamo se ci sono dei movimenti sulla panchina, ma non ci sembra di vedere variazioni. Van Niekerk e Golfetti finora preferiscono tenere il 15 di partenza. Ricordiamo che ha dovuto surrogare il pilone Matteo Scolaro che si è infortunato nell'allenamento, quindi immettere Colombo in panchina e Marra direttamente in campo. In qualche modo riesce a recuperare l'ovale, bravo il numero 9 Nicolas Bordin a sgusciare via, però poi fa sfuggire l'ovale. Prova Mattia Di Tota a destreggiarsi in mezzo alla giungla di maglie bianco-celesti. Tonetta, scusate, giovanissimo numero 8, anche lui con qualche chiamata nella rosa delle nazionali giovanili. E poi il piede alzato da Di Tota, buona però la presa, sfugge molto bene Elia Masiero e poi apre uno sprint fermato solo dal placcaggio di Zorzetto, che è entrato in luogo di... Poi qui ora anche l'azione del pilone Bisan, che dimostra una buona versatilità nel gioco aperto. E ora spazio al largo, prova ad accentrarsi Enrico Sartori, ancora insiste Badia, buon placcaggio di Quintieri, siamo appena fuori la linea di 10 metri, cambia senso, dritto per dritto Badia, Joubert, palla dietro, Pellegrini, Zago si fa sfuggire la palla, Pellegrini, e poi ancora un calcio però che va direttamente rimessa laterale, non so se forse era meglio tenerla mischia. In ogni caso touche per Badia. Peccato, Badia sta cercando di dare respiro al gioco, di dare ritmo alla propria azione offensiva, a sventagliare sfruttando le gambe e le dita dei propri, soprattutto tre quarti, ma non sempre sono precisi i passaggi. A volte proprio l'ultimo passaggio a volte sfuma per qualche piccola imprecisione, vanifica la buona azione. Comunque partita piacevole, davvero divertente tra le due squadre che stanno giocando a viso aperto. Badia per cercare punti preziosi per la permanenza in Serie A, per uscire dai rischi della retrocessione, e Verona per invece passare dal quinto posto al podio del girone. Non è lontano il terzo posto, dove attualmente si trova il Petrarca alle spalle di Tarvisium e
Vicenza, capolista, dominatore del torneo, poi Valsugana, Verona, poi Patavium, Paese, e appunto Badia, e poi Casale, Romagna e Valpolicella. Oggi tra l'altro c'era un interessantissimo Romagna-Valpolicella, ma non abbiamo ancora notizie dai campi. Vediamo se Badia riesce a sfruttare bene questo vale in zona offensiva. Vediamo Liut al centro dello schieramento, viene scavalcato, un po' smanacciano, ma c'è poi Elia Zampolli che prova a portare avanti, l'arbitro torna su un passaggio in avanti. Anche qui i lanci rimessi laterali non sono sempre stati precisi da parte di Badia, che per un po' saltare le torri dei blocchi centrali hanno spesso cercato il terzo blocco, però non mancando sovente di precisione. Comunque adesso è stato Antracite il tocco in avanti, e quindi Badia che può introdurre l'ovale in questa mischia. La prima linea polesana è rimasta, ci sembra, immutata, invece è cambiata quella Antracite con Linda Tvala che è entrato al posto di Angelo Carones e Davide Zorzetto che è subentrato ad Eugenio Bertucco, mentre è rimasto col numero 1 Michelangelo Mistretta. Mischia poderosa, ce la fa nonostante la spinta. Liut si inventa un offload e poi l'arbitro dice punto vantaggio. Ma ci sembrava tutto sommato abbastanza regolare l'intervento veronese, era di Samuele Destro, ma l'arbitro è lì a 2 passi, quindi sicuramente Badia proverà a usare il piede e la punizione per guadagnare terreno e riprovare da una touche ravvicinata a violare nuovamente la linea di meta del Verona, scusate. È riuscito molto bene Liut a uscire da una mischia difficile. La prima linea si era proprio impennata sotto la spinta veronese, è riuscito comunque a guadagnare l'ovale, a servirlo al mediano Nicolas Bordin. Sta giocando una bella partita il numero 9 biancoceleste, cercando di dare sprint, energia, invenzione all'attacco biancoceleste. Punizione ora con touche ravvicinata, un po' di pasticci però ancora una volta nel lancio. Zorzetto allora conquista l'ovale, se ne va. Davvero peccato per questa difficoltà di Badia di sfruttare la rimessa laterale, e ora è Verona che ha il contrattacco con un ovale che arriva fino all'ala, poi si arriva alla zona del metacampo. Verona che può attaccare ancora a pieno organico. Tonetta, Zago che può spingere sulla gamba, cerca un compagno, palla all'alta per Mattia Sardo che se ne può andare, palla dietro, Quintieri butta la palla un po' così all'avventura, ma c'è Tonetta, in realtà non c'era l'avanti perché il pallone era semplicemente rimbalzato. Grossa occasione un po' buttata al vento da Verona, perché era davvero gioco rotto, difesa un po' scombussolata. Bastava forse un po' di calma dopo la bella azione di Zago che aveva rotto il placcaggio, aperto la falcata, scaricato un bel pallone per l'ala Sardo, che non è riuscito a bruciare in velocità Joubert, ma ha riciclato dentro, e poi lì l'ovale in una rida di passaggi pur in superiorità numerica non è stato ben controllato da Verona. Mischia quindi, e nel frattempo cambio, ci sembra che entri Nicolò Frattini, esperto giocatore classe 90, uno dei talenti diciamo rodigini, esperienze anche in squadre di alto livello. Vediamo ora, pronto a entrare, vediamo chi subentrerà. Nel frattempo ci sembra di vedere un cambio anche nelle file. Ci sembra che esca Michelangelo Mistretta ed entra Leonardo Bertucco in prima linea, proprio all'altezza di questa mischia, quando siamo arrivati al 15° della ripresa.
Si riposizionano ora i giocatori, quindi Verona che ora ha pilone sinistro Leonardo Bertucco, Zorzetto e Tvala come allenatori e destri. Ci pare ancora immutata la prima linea invece del Badia, mentre è entrato nei tre quarti il numero 12 Nicolò Frattini. Vediamo la mischia. Verona che avanza poderosamente, ma non si sa bene poi l'interpretazione dell'arbitro, c'è una spinta non dritta, non corretta, e quindi se la cava Badia, nonostante sia andato indietro, ma l'arbitro è a 2 passi, avrà valutato con attenzione, e quindi Pellegrini che chiede l'ovale. 25-10, ci avviciniamo alla metà della ripresa. Capiamo bene, un calcio profondo che esce poco prima della metà campo. Vediamo Mattia Zago che va a chiedere spiegazioni sull'interpretazione dell'ultima mischia. In ogni caso si riprende con questa rimessa laterale per Verona, con Zorzetto che ha sentito l'ordine di Leonardo Bertucco. Pallone questa volta è Verona che sbaglia il lancio, Riedo non riesce a recuperarlo, un ingresso degli avanti, ancora una buona palla veloce, Joubert sceglie il piede e un calcio che arriva poco fuori dai 22 metri, controllato, e poi scarica un bel sinistro Pellegrini, palla che rimbalza destro, che sceglie ancora il piede dritto per dritto. Ecco Frattini pronto che chiama e usa il suo sinistro per andare di là, ma palla un po' centrale stavolta. Vediamo Belloni che vede uno spazio profondo, in qualche modo Joubert dietro riesce a recuperare l'ovale, si stringe un po' l'angolo ma ha abbastanza spazio, e però fuoriesce un brutto calcio di liberazione. Ha avuto ragione questa volta Verona nella sfida balistica, calci lunghi a cercare appunto il territorio, e alla fine Joubert ha avuto difficoltà a controllare l'ultimo calcio scagliato da Mirko Belloni e ha dato una rimessa laterale ravvicinata, tutto sommato a circa una decina di metri dalla linea di meta. Problemi nel frattempo, mi sembra, per il numero 25 Tommaso Marra. Nel frattempo cambi anche per Verona, pronti con il numero 25 Riccardo Velisek e con il 22 Franco Nastaro. Riccardo Velisek terza linea, nato a Valeggio, vicino a Verona, cresciuto qui nell'Academy veronese. Dopo i primi passi mossi nel Valeggio, e con il numero 22 invece Franco Nastaro, ala molto veloce. Vediamo quali saranno le scelte. Pronti nel frattempo anche una batteria di cambi imponente per Badia, che è pronta a mandare in campo il numero 17 Alberto Magro, il numero 3 Nicola Colombo, il numero 20 Alberto Bacin, quindi cambia totalmente la prima linea nuova di zecca ora per Badia, e anche mette dentro il numero 16 Jacopo Barbi in avanti. Quindi applausi del pubblico per questi cambi che arrivano in un momento delicato, perché siamo proprio a metà del secondo tempo, scusate, nella zona rossa, con Verona avanti 25-10, che prova ad accelerare per cercare la quarta segnatura, e Badia che deve difendere e poi provare a rilanciare per chiudere il gap. Intanto vediamo come andrà questa rimessa laterale, l'ultima è sfumata per Verona. Vediamo questa ben catturata da Giulio Nadali, si imposta ora un drive ordinato che piano piano cerca di guadagnare metri, si sposta un po' lateralmente, poi si riaccentra, ora si ferma, prosegue però un po' disassando sul lato sinistro, avanza e ci sembra molto vicino
ma l'arbitro dice no, non ci siamo, e quindi sembrava proprio fatta per Verona. È stato molto bravo a guidare il drive per una decina di metri, proprio gli ultimi appoggi non sono riusciti a rimanere in piedi, forse hanno pensato di essere già arrivati, hanno provato a schiacciare e quindi si riprende con una mischia per quindi nemmeno un tenuto alto, perché altrimenti sarebbe un calcio di rimbalzo dalla linea di meta, invece proprio un pallone non portato dentro ma rimasto fuori e bloccato, e quindi mischia per la formazione di Badia, che potrà sfoderare ora la propria nuova prima linea formata da Baccini, Colombo e Magro, che sono contrapposti a Leonardo Bertucco, Zorzetto e Linda Tuvala di Verona. L'arbitro vuole vederci chiaro, fa riposizionare le linee. Sono molto combattute queste ultime mischie. Verona sembra avere una superiorità fisica, ma non sempre interpreta correttamente la linea di avanzamento, secondo l'arbitro Acciari. Quindi l'ultima mischia ha visto premiata Badia. Vediamo ora come andrà questa mischia importante per Badia per uscire dalla zona rossa. Pronto all'immissione Tiano Bordin. Ecco Verona che avanza, e ancora una volta stessa situazione, anche se dice che spinge a uscire in qualche modo Verona. Non sappiamo se sia il pilone sinistro o quello destro. In ogni caso buona per Badia, che allontana la pressione veronese e ha questa rimessa laterale a proprio favore all'altezza dei 22 metri, quindi ancora zona difensiva, quando abbiamo appena scollinato la metà della ripresa. Punteggio 25-10, ma partita ancora tutta aperta in questi ultimi 20 minuti. Colombo a fare il portaordini per il lancio di Magro. Avanza bene il drive di Badia, che ha preso un po' di sorpresa il pacchetto veronese. Provano ad allungare le mani i giocatori antracite, ma Lovalic sembra saldamente in possesso, anzi deve anche togliersi, e infatti è rimasto lì a dormire un avanti veronese e si conquista un calcio di punizione. Sono queste un po' le pecche delle due squadre, spesso annacquano le loro qualità in errori frequenti e in falli abbastanza ingenui. L'arbitro aveva indicato qui il giocatore veronese di spostarsi, non l'ha fatto e alla fine è arrivato il calcio di punizione. E poi le ultime due mischie che avevano visto prevalere sempre Verona, invece andate sul versante bianco-celeste per due calci di punizione, per spinta non dritta ma a uscire, come dire. E quindi Badia che si riaffaccia nella metà campo antracite per una nuova rimessa laterale. Vediamo se userà ancora il drive oppure se farà uscire l'ovale. Questa touche ridotta. Eccolo qui, pallone subito fuori. Passaggio per il numero 17 Magro. Viene placcato bene. Riesce a recuperare l'ovale. Buona azione. Fratini in qualche modo un po' scivola poi Masiero, ma l'ovale rimane per Badia, con Alberto Magro, classe 2002, che sembra aver portato una bella verve all'azione offensiva del Badia. Palla lunga per Alberto Baccini, però gli sfugge l'ovale. E vedremo come va questa mischia, questa volta l'introduzione di Verona, che è importante. Poi due cambi per Verona con il 21 e il 23. Il 21 Alessio Davala prende il posto in mediana in luogo di Mattia Di Tota, e Edoardo Paiano che prende il posto di Edoardo Bonafè. Edoardo rimane, cambia il cognome, esce Bonafè, entra Paiano.
mentre è entrato alla mediana, eccolo qui con il suo primo pallone tra le mani, il suo primo vale a questa introduzione importante, il mediano di mischio Dabala, Alessio Dabala, classe 2003. Ecco, vediamo l'ingaggio delle prime linee, niente da fare, finisce tutto a terra. Vediamo che l'arbitro guarda anche in direzione del giudice di linea, quasi a chiedere un aiuto nella valutazione della mischia. Si sposta ora sul lato in cui si trovano Linda Tvala e Nicola Colombo. Vuole vederci chiaro l'arbitro perugino. Ingaggio. Mi sembra piuttosto stabile in questo caso la linea, la mischia. Ora avanza Verona e conquista un buon calcio di punizione. Importante perché Badia si era affacciata alla metà campo veronese, invece in questo modo c'è la possibilità a Verona di riportare, di ripiantare la bandiera nel prato bianco-celeste. Se muore destro riuscirà a scagliare l'ovale al di là della linea laterale. Vento praticamente assente, un po' corto e grande parata, però non ce l'ha fatta. Peccato, dice il giudice di linea, guarda che hai pestato la linea. Si era impegnato Keegan Joubert in una bellissima deviazione plastica, un po' da portiere, ma non è stato premiato. Peccato, perché meritava il gesto tecnico e acrobatico. E così Verona che può rilanciare. Nel frattempo vediamo che c'è un problema, ci sembra, per Leonardo Bertucco, anche per Mattia Zago che deve rinnovare la fasciatura. Nel frattempo forse in prima linea non ce la fa Bertucco, non sappiamo se ci sia un problema alla spalla o da come si tiene la spalla sinistra. Ci sembra di vedere una sofferenza in quel distretto muscolare. Arriva anche Lara Visonà, bomboletta magica, vediamo se si riesce a dare un po' di sollievo al giocatore da tanti anni nel rugby veronese, iniziato come tre quarti, poi terza linea e poi col tempo arrivato in prima linea come il più giovane fratello Eugenio. Vediamo se ce la fa. Nel frattempo si consultano arbitro e giudice di linea e si riprende il gioco con questo lancio di Zorzetto. Vediamo, sono Mattia Zago, Pauletti, grande veterano, a dare il suo contributo, Tony Pauletti. Però bravissimo Liut a leggere il lancio e a rubare la palla e a lanciare poi dritto per dritto Colombo. Anzi no, scusate, l'altro giocatore. Poi bel calcio, vediamo se riesce a correre. Ce la fa però a evadere, molto buona questa azione, bravo. E poi a scagliare questo calcio profondo, bravo Franco Nastaro. Vediamo se il pallone esce, recuperato invece da Franco Nastaro, che poi dice destro, dallo a me. Calcio molto alto ma dentro ai 22 e Joubert preferisce chiamare un arresto al volo, un mark. Nel frattempo problemi di crampi per i giocatori del Badia. L'arbitro allora ferma il gioco quando siamo arrivati al 26esimo. Stanno accusando un po' la fatica, comprensibilmente, anche un clima che si è riscaldato proprio. Ed è l'autore della meta della ripresa, Tommaso Bettarello, a soffrire di crampi. Ci sembra anche proprio faticare molto e chiedere il cambio. Costretto a uscire. Una bella prova del ragazzo polesano, classe 2002, che è stremato ora, deve lasciare il terreno di gioco. Vediamo questo up and under, tutti sotto, si incasinano, come dire, e poi l'ovale che esce, vediamo che destro nel frattempo va a litigare con Nicola Colombo, ma non ci pare il caso. Ovale che nel frattempo scappa via Zago, poi ancora Paiano che ci sembra uscire e poi passare però la palla al giocatore del Badia, Svit,
Calcio di punizione per Badia. Gioco davvero confuso. Parte subito Badia con Liut, che conquista comunque 10 metri. E ora andrà di piede Badia. È stato bravo Liut a usare il calcio in maniera veloce per guadagnare e prendere sul tempo la difesa. Un po' ingenua qui Verona, perché aveva recuperato l'ovale, poteva anche giocarlo con un contrattacco più pericoloso, invece ovale è ritornato a Badia, che ha conquistato poi un calcio di punizione che porta ora il gioco all'altezza dei 22 metri, e quindi Badia con nuova opportunità offensiva. La partita che ora è un po' scesa di ritmo, la stanchezza che affiora, gioco più frammentato. Vediamo che Badia vuole portare ancora l'azione in attacco, c'è ancora tempo per riaprire questo match, per ottenere un risultato positivo. Sale bene Liut, però c'è un errore nel lancio. Si era tolta l'allineamento veronese per cogliere in fallo quello polesano, così è stato. Mischia ancora una volta importante, sta diventando importante il duello tra i pacchetti nelle fasi statiche, partita che adesso avanza un po' faticosamente con molte interruzioni. Vediamo se in quest'ultimo quarto d'ora scarso, anzi sono 12 minuti, le due squadre riescono a trovare ancora energie e verve per dare ritmo e spettacolarità all'incontro. Prime linee, dicevamo, rinnovate completamente. Baccini, Magro, Colombo rispetto a Leonardo Bertucco, Zorzetto, Tvala. In campo praticamente tutte le panchine, i due, sia Van Niekerk che... E ora c'è un calcio di seconda che diventa di prima. Forse ancora una volta una spinta non regolare, e su 4 mischie 3 penalità per Verona, contro Verona, una a favore di Verona. Non si riesce a disputare una mischia corretta nelle ultime fasi, e ne guadagna Badia, perché adesso ha un bel lancio a metà dei 22 metri in cui può armare il proprio drive, anche perché ha trovato precisione nel lancio e sicurezza soprattutto nel numero 8 Liut, che va a conquistare spesso l'ovale. Non riesce a contrastare in questo momento il lancio, però sfugge l'ovale, se ne va Zorzetto su un mezzo placcaggio anche alto. Pallone però brutto, e quindi grande occasione per Badia, che si trova davvero la strada aperta per la meta. Errore clamoroso nella trasmissione tra Dabala e Destro, pallone che si impenna e Badia che va a segnare in mezzo ai pali. Davvero un po' un regalo, aveva riconquistato la palla Zorzetto, palla fuori, Dabala ha sparato una fucilata per Destro che non ha controllato, e trasformazione immediata. Quando siamo al 30°, e quindi partita che si riapre completamente. Ci sembra meta di Kine Dozzi, che è entrato col numero 16. (25-17), solo 8 punti adesso tra le due formazioni, e vediamo se Verona riuscirà a rispondere a questo infortunio, diciamo così. Badia che ora ha preso coraggio, prova a attaccare dalla propria metà campo con Zampolli, palla dietro per Joubert, superiorità al largo, poi doppio placcaggio su Svit, Colombo abbassa il testone, mette la palla a disposizione, lato chiuso, Svit ancora ad andare via, placato da Quinteri. Calcio di punizione ancora per Badia. Verona che sta adesso subendo, Niatvala che va a placcare,
calcetto a seguire, l'arbitro dice torna indietro. Verona che sta pagando adesso sta pagando la propria difficoltà a giocare regolarmente. Tanti calci di punizione che stanno permettendo a Badia di installarsi e poi di ottenere la terza meta, anche lì con un po' di fortuna, ma certamente grazie anche alla pressione effettuata. E Joubert può andare a cercare una bella rimessa laterale che arriva profonda, appena fuori dai 22. E adesso la partita si è accesa quando mancano praticamente 8 minuti al termine, 25-17. Badia vede di nuovo vicino la possibilità di strappare un risultato positivo, si raddoppiano le energie. Zago continua a parlare con l'arbitro, a chiedere spiegazioni, ma la Verona deve essere concentrata sulla disciplina in questa fase, perché sta veramente permettendo a Badia, che sta mettendo tutto l'animo e il cuore, di ritornare dentro. Andiamo, primo blocco, sono fermi ora i giocatori e poi alla fine si gioca una sorta di gioco in qualche modo. Ora palla a terra, siamo appena dentro i 22. Badia che ora potrà insistere con Liut, viene placcato da Nadali, va a terra, però riesce come sempre a far strada. Dato un po' morbido Cinedozzi, che adesso viene placcato. Scusate, era Barbi forse l'autore della meta con il 16, ci sembrava. Superiorità, peccato, passaggio in avanti, non c'è niente, ma forse ci sembra ancora un calcio di punizione. Cioè, Verona sta combinando di ogni colore in difesa. Pubblico che si riscalda sulle tribune, si andrà sicuramente ora a 5 metri. Badia che segnando avrebbe la possibilità, con meta trasformata, di arrivare a un solo punto, quando nel frattempo mancano ancora tutto il tempo, perché insomma, siamo al 33esimo abbondante. È molto importante questo lancio, ma soprattutto la difesa dal drive. Si prende il tempo Badia, che sa dell'importanza di questo lancio. Vediamo la scelta sul blocco centrale, poi una furba che riesce, viene tenuto alto, è stato Giulio Nadali che è riuscito a strappare il pallone, ci sembra. No, forse Badia riesce adesso a recuperarlo. Siamo a 1 metro dalla linea di meta. Chiama i propri compagni il mediano Bordin. Liut pronto, eccolo qua ad andare all'assalto, placcato a un passo dalla linea di meta. Però non riesce a segnare, tenuto alto, e quindi si riprenderà con un calcio di rimbalzo, se non abbiamo capito male, per Verona. Provato Liut, Enrico Mario Liut, origine sudafricana per il ragazzo, poi giocato nel Valsugana, poi passaggio a Rovigo, poi Verona, ancora Rovigo e ora Badia. Nel frattempo si consultano giudici di linea e arbitro, consultano soprattutto il cronometro. Sul tabellone mancano ancora 5 minuti. Zorzetto che accusa qualche problema nel frattempo, e Verona che ha la possibilità, se non altro comunque, di rilanciare lontano il pallone, ma Badia che potrà sicuramente usufruire del recupero per armare gli ultimi assalti. Zorzetto che cerca di rimanere in campo coraggiosamente. Vediamo se c'è bisogno di un cambio. C'è bisogno di un cambio, non ce la fa. Problema alla mano per Zorzetto. Peccato, Verona perde trascinatore. Pronto Gigi Bertucco a subentrare.
Un colpo alla mano ci è sembrato di vedere, ed è Mirko Belloni che deve rimettere in gioco questo calcio di rimbalzo per provare ad allontanare un po' Badia. Ed ecco la rimessa in gioco. Pallone in mezzo al campo, lo recupera Frattini che arma Masiero, che corre per il campo, sfugge a Velicek e se ne sta andando. Gran placcaggio di Samuele Destro, e pallone però ancora fuori per Badia, che prova ora con il mediano Bordin. Badia che adesso ha provato un po' a smanacciare la palla, ha perso qualche metro ma ancora è in possesso, altezza dei 22 metri, una palla fuori. Vediamo ancora Badia che insiste, Verona che prova a forzare il punto di incontro. Momenti palpitanti del match, con Badia che prova l'assalto importante per riportarsi sotto, Verona che prova a resistere, Colombo che viene ricacciato indietro, poi viene difeso dai propri compagni, ancora il lato chiuso per Badia, un bel passamano veloce, ce l'aveva quasi fatta ad andarsene Enrico Sartori, e ancora pronti, un impatto violento con Alberto Magro, calcio di punizione per Badia, forse per il placcaggio alto, uomini a terra, situazione davvero difficile. Badia che però adesso ha tutto spazio al largo, un bel calcetto a innescare la corsa che riesce, ed è la meta in angolo, meta per Elia Masiero, con Badia quindi che riapre completamente il match al 37esimo e ottiene tra l'altro in ogni caso il punto di bonus. Ed è già pronto Frattini alla trasformazione, non c'è tempo da perdere perché basta un solo punto poi se dovesse andare dentro, oppure un piazzato per pareggiare, ma un solo punto se il mancino di Nicola Frattini dovesse varcare i pali. Vediamo il calcio finta a sinistra, troppo stretto, e quindi rimane sul 22, 3 punti, un solo calcio di differenza tra le due formazioni. Nel frattempo ancora problemi per la squadra veronese che sta subendo fisicamente anche in questo finale. Nel frattempo è entrato col numero anche 18 appunto Chinedozzi, Verona che ha dovuto rimettere dentro, e forse sta per mettere dentro anche Mistretta, che ci sembra che Leonardo Bertucco stia soffrendo il momento. Ecco, rientra col numero 1 Mistretta. Sono un po' di cambi obbligati in questo finale, quando mancano solo 2 minuti e mezzo. Verona deve scegliere come giocare, perché Badia chiaramente sull'aria dell'entusiasmo su questa doppia segnatura, la prima con Barbi su errore di trasmissione tra Dabalà e Destro, e poi ora con questa bella presa al volo su calcio di Joubert che ha imbeccato Elia Masiero, si è riportata a solo 3 punti da Verona. E ci sembra appunto che sia, immaginiamo che sia Leonardo Bertucco, perché abbiamo visto entrare col numero 1 Mistretta, pilone sinistro, ovviamente un problema alla spalla, riprende a correre il tempo da adesso. Non è lungo, errore banale di Joubert, peccato per Badia. Dicevamo un po' di questi errori delle due squadre evidentemente anche con tanti ragazzi, tanti giovani, che spesso smarriscono il filo del match con degli errori banali o dei falli gratuiti, e così, come dire,
illanguidiscono le loro qualità. Qui una mischia ora per Verona. Vediamo Tvala a destra, Vertucco, e ci sembra che sia diventato Mistretta a sinistra, anche se non riusciamo a vedere perché è ancora a terra dall'altro lato del campo. Ci sembra dato Vertucco, evidentemente un infortunio complicato. Vediamo il medico e la massagiatrice che lo stanno assistendo. Nel frattempo mischia però in mezzo ai 22, mischia importante per Verona, che ora prova ad avanzare, viene placcato Tonetta, palla a disposizione per Verona che ora può aprire destro, la butta fuori perché l'arbitro dice che è finita qua, e finisce così, un po' col fiatone per Verona, un po' di rammarico per Badia, anche se manca ancora un minuto sul tabellone. 25-22, ce la fa, 4-2 i punteggi, comunque 2 punti importanti per Badia per la classifica. Torna la vittoria Verona dopo la vittoria corsara a Casale, e così recupera dalle 2 sconfitte patite con Romagna e Petrarca Junior e muove ancora la propria classifica. Quindi ripetiamo il risultato finale: Verona 25, Badia 22, 4-2 i punti del match. E un saluto qui dal Panini Center, dall'operatore Luke, da Filippo Baldi, il nostro detto stampa, e da Davide Dami che vi parla e vi dà appuntamento al prossimo incontro sul prato del Panini Center. Buona domenica a tutti. Perfect, thanks. Guarda, vedi quel punto là. Guarda, per noi ho usato un po' una brisca. Filippo, I'm heading the screen run, right? So Davide è sparito. Era qua un attimo. Grazie alle 2 formazioni, grazie alla Rugby Borsale Badia 1991 e Verona Rugby per questo pomeriggio di rugby, grazie anche alla terna arbitrale guidata dall'arbitro Acciari di Perugia. E siamo all'assegnazione del Man of the Match, e la tribuna stampa ha nominato Man of the Match della partita Verona Badia il numero 6 del Verona, Mattia Zago.